È stata inaugurata la nuova sede dell'asilo comunale di Villaggio Giordano a Palma di Montechiaro, un altro filo con la storia verrà finalmente ricucito. Il nuovo asilo nido comunale è un luogo magico, sicuro, confortevole e completo di tutti i servizi, volto a garantire al meglio la sicurezza, la formazione e l'inclusione. È anche l'unico asilo nido di Palma di Montechiaro costruito nel medesimo quartiere, non è mai stato messo in funzione ed è stato adibito a sede del commissariato della polizia. Si leggeva in riferimento proprio a questa struttura una relazione della commissione d'inchiesta parlamentare sulla nostra provincia istituita negli anni 70. Questo afferma il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Oggi è un momento importantissimo perché al di là che finalmente i nostri bambini avranno un asilo nido con tutti i servizi, nuovo, rinnovato e con tutta la possibilità di crescere in salute, ma è fondamentale ed è bello ed è importante il fatto che ciò avvenga in questo luogo, perché grazie a Dio voi questo ricordo non ce l'avete e non lo dovete mai più avere, ma noi che siamo un po' più grandicelli ce lo dobbiamo ricordare. Anni fa, in un periodo molto triste, il commissario della Commissione parlamentare antimafia venne a Palma e disse che l'umanità a Palma era così sospesa e così perduta che financo un asilo nido era stato trasformato in commissariato di polizia di Stato. Aver riportato questo luogo in asilo nido, quindi che guarda al futuro, testimonia che Palma, anche se lentamente e con mille difficoltà, sta procedendo in quel cammino di rinascita che tanto era agognato. Dobbiamo sempre ricordare che se avessimo avuto strutture di questo tipo, se lo Stato fosse stato presente, anche molti nostri concittadini non avrebbero perduto la vita da un lato o non l'avrebbero perduta scegliendo la via del male. Io ho avuto il privilegio e la fortuna di portare il mio saluto anche nelle carceri, anche nei luoghi tristi, e lì vi posso garantire che se lo Stato, se tutti coloro che avessero dovuto fare il proprio ruolo fossero stati presenti, probabilmente molti dei nostri concittadini avrebbero fatto una scelta di vita anziché una scelta di morte. Ma oggi è un momento di gioia, ci riserviamo di intitolarlo questo asilo nido e vogliamo fare una scelta corretta insieme al gruppo Io Sono Palma, perché questa iniziativa ha raggiunto questo traguardo grazie all'aiuto della mia squadra di assessori, del Consiglio Comunale qui rappresentato dal Presidente del Consiglio Domenico Scicolone, ma faceva parte e fa parte del programma di Palma Capitale costruito con il gruppo Io Sono Palma, dove c'è Alfonso Di Vincenzo, Marina Vaccaro, Angela Rinollo e Peppe Todaro. Faceva parte di quel programma che la Giunta ha condiviso, che il Consiglio Comunale ha condiviso e che abbiamo portato avanti. Facciamo in modo che questo diventi un luogo di futuro. Dobbiamo avere fame di futuro. Viva questi bambini, viva Palma di Montechiaro. Guarda che stiamo aprendo.